il rischio della vita. Se tu vedi, ma è questo o si va più in su? Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi giornata super autunnale, umidità al 2000%, più tutta la settimana. Infatti siamo di nuovo a Gemona per fare un giro mezzo enduro, mezzo ciclo turistico, perché andremo a cercare un forte della prima guerra mondiale che oltre molte cumieli, vediamo se lo troviamo. E intanto sono qua solo, mi faccio un panchino di riscaldamento, poi dovrebbe raggiungermi Denis. Inoltre oggi andiamo a vedere una partenza alternativa per Gobbe, perché salendo ancora un po' mi hanno detto che c'è un sentiero che parte un po' più in alto e si interseca con Gobbe. Su Triforce è segnato come Gobbe Alte, quindi schiviamo quel pezzo che è franato e non abbiamo il problema di doverci buttare giù con la bici. Andiamo! Panchine super slippery, vediamo come va. Anche del bel fogliage che nasconde le radici bagnate. Il rischio della vita, è andato troppo a destra e troppo a sinistra. Mamma mia! Respirare. Altro pezzo veramente fattino, albero da schivare. Siete arrivati? Oh, qualcuno che ci salva oggi c'è. Io ho già rischiato la vita. Sì. Sei il secondo drop dopo il pezzo incazzato, drop. Sono andato troppo piano, non mi ricordavo la linea. Sono andato troppo a sinistra, stavo atterrando sul bordo, sai che c'è il buco dopo, no? Vabbè, fatta la solita salita, siamo alla partenza solita dei trail, dietro Denis, che oggi è decisamente in fatica anche lui. Come vedete oggi c'è un panorama alla Silent Hill. Bene, mi hanno suggerito di continuare questo pezzo di salita per prendere Gobbe da più in alto, così posso schivare, si può schivare quello smottamento che c'è all'inizio del treno. Abbiamo scoperto che hanno pulito questa strada da Frana fino su e qua dovrebbe iniziare un pezzo di salita e poi inizia Gobbe parte alta. Si è aperto un pelino il panorama, oggi un po' spettrale comunque, ma va bene. Ops. Vediamo se ce la facciamo salire anche noi. Marcia molla abbiamo, gamba non lo so. Bene, bene. Mi pare che con Cumber erano andati super di qua, però sinceramente non ho cazzo di pedalare. No, perché ho paura che facendo quello lì arriviamo dove hai detto tu prima,
E quindi becchiamo di nuovo la frana e quindi siamo come prima. Vai, vai. Sì, oggi con sto umido io sono fermo proprio. Oppala. Porco dis. Già ci ho scivolato 2 volte io. Mi sono già scivolato 2 volte. Siamo pronti via. Ti bene il piede, Alex. Non irrigidirti. Altra chiusa l'anteriore. Tranquillo, o meno tranquillo, e poi di aria non si scivola, si scivola giusto. Tirando dei rischi stupidi. Dei rischi stupidi. Giù, gran calma io ragazzi. Il jolly di giornata ce lo siamo già giocato su panchine. Eccoci, adesso siamo su gobbe. Ok, qua si arriva, quindi il pezzo incasinato si fa. Pensavo di aver rotto la scarpa al piede. Ho preso una La roccia. pietra in piena, come dici? No, a me mi si è chiuso il davanti un'altra volta e dopo ho detto boh. What? La devi trovare. Dove non frenare, Alex? Si stringe sempre il culo lì. Poi c'è un altro pezzo ripido. Scriviamo 2 alberi. Eccolo qua. Adesso dobbiamo gestire bene la giornata. Qua. Io vado a schivare le radici. Ecco, ho presa a mezzo, ho rischiato la vita. Non sto guidando per niente bene. Ok. No. Non sono propriamente in super controllo. Ho quasi dato una facciata a un albero. Dopo il guado che c'era quel pezzo un po' ripido, è stata a scivolare di qua, di destra a sinistra, destra a sinistra. Si trova la scivola con le chiavi. Si appannano anche quelle. C'est tout vif.
Hai provato ad andare su e non ci sei riuscito? Ha vibrato insieme a me. L'ho visto andare giù, Fortuna che c'erano quei due legni lì, mi sa. No? Poi è arrivato, Si sarà cagato addosso? Dopo una discesa abbastanza a culo stretto, qualcuno ha rischiato di andare giù in mezzo burrone e ha rigirato tutta la bici, non si noterà adesso. Andiamo a vedere il forte, che è meglio forse che cercare rogne su altri sentieri. Oggi condizioni veramente difficili, diciamo. Quindi tu mi dici che qua si può droppare? Oppala! Faccio il rumore dell'elettrica, vado su più facile. Allora, in teoria i freni tengono. Ok, pensavo di trovare una cosa molto più easy. No, oggi è resa un po' più difficile dall'umidità, ma fermarsi, bisogna fermarsi, lasciare, fermarsi, ci sono anche i rovi. Stai in controllo, Alex. Molto più easy me l'aspettavo. Ok, dopo una discesa incazzatina che non mi aspettavo, andiamo a vedere se troviamo sto forte. Direzione Monte Ercole, dove dovrebbe esserci il forte. 3 single track con vista sul tagliamento. Salite su roccia come se avessimo della gamba. Canaloni lì. Oh oh. No, adesso ci leviamo. Ah! Vaffanculo! No, mi ha preso il rovo in piena quando sto mollando i freni. Ero lì per mollare il freno e il rovo ha detto no, tu resti con me. Come hai fatto a morire adesso? ha preso il pedale della pietra, mi ha
staccato il piede e dopo sono atterrato di figlia. Bello. Stiamo rischiando di morire di continuo per cagate. Presumo quasi sicuramente a sinistra, però si può controllare. Ah, c'è già lì il forte. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Con 1000 sali e scendi. Ma è questo o si va più in su? L'altra volta abbiamo trovato le grotte, i bunker, oggi abbiamo il forte. Vediamo se muoio. No, sono capito la parte di adesso. Eh? Riprendi tu, vai. Sì, finché non te ne vai via. Più casino i freni che altro. Così avvisiamo la persona. Fondo. Lanciasemi Pine. Ecco l'interno! Salta! Anche il giro di oggi abbiamo finito. Dennis controlla i danni fatti alla bici. Vediamo se si vedrà il svolo del mio video. La seconda parte del giro pensavo fosse più easy, invece era interessante, soprattutto con l'umido di oggi. E niente, per oggi basta, ci vediamo al prossimo giro. Ciao!